Sì, ma spero sempre che si possa ricostruire, che si possa ricomporre. Sarebbe francamente un grande errore, insomma, dividere un fronte che in questi anni qui bene ha governato e offrire un'occasione in più a Alessandra Moretti, alla sinistra di Renzi. Ho offerto anche oggi questa piazza perché Zaia e Tosi potessero venire qui a stringersi la mano. I tempi non sono ancora maturi, speriamo che possa accadere. Da Venezia Giorgia Meloni ci riprova e lancia un appello all'unità della Lega in Veneto, ma la ricomposizione è tutt'altro che vicina e Flavio Tosi attacca e convoca per sabato a Padova un nuovo Consiglio nazionale della Lega Veneta, dopo quello di giovedì, con un preciso ordine del giorno. Al primo punto, comunicazione del segretario nazionale, al secondo, le elezioni regionali. Rientrato all'alba dalla Sicilia, dove ha acceso un nuovo faro della sua associazione, da Padova, a margine di un convegno di medici di medicina generale, Tosi è chiaro. Si chiude il faro lunedì? I Flavio Tosi si comporta con coerenza su tutti i temi, sull'unità nazionale, che qualcuno è stato molto meno coerente di Flavio Tosi, sulle linee politiche interne, sull'atteggiamento rispetto al cerchio magico, e quindi io resto coerente, sempre. Chiude Tosi, chiude anche Matteo Salvini, che dalla Liguria ribadisce: Zaia non si tocca, i gruppi in Parlamento non mi preoccupano. Messaggio in diretto per il segretario nazionale Flavio Tosi: se lui strappa, con Tosi potrebbero andare alcuni parlamentari del Carroccio, capitanati dalla senatrice Patrizia Bisinella. Ci sta nell'ordine delle cose, l'auspicio è che la cosa si ricomponga e così non ci sono problemi. Intanto proseguono gli incontri con i possibili alleati, come il consigliere regionale Diego Bottaccino, esponente veneto di Italia Unica di Corrado Passera. In attesa di lunedì, la Lega di Luca Zaia incassa un nuovo aperto sostegno da Forza Italia riunita a Mestre. Da 20 anni governiamo questa regione insieme alla Lega e io credo che questa alleanza, se si trovano, ripeto, i progetti che vanno bene a tutti, quindi temi concreti, la disoccupazione giovanile che sta aumentando purtroppo anche nel nord-est, l'economia, il federalismo fiscale, tutti temi importanti, se si troveranno gli accordi su questi progetti noi continueremo questa alleanza. Io sono fiducioso su questo.